La Polizia Ferroviaria di Agrigento e il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Canicattì hanno denunciato all'autorità giudiziaria un uomo di 47 anni, originario della provincia di Agrigento, per il reato di furto aggravato di materiale ferroso commesso ai danni dell'infrastruttura ferroviaria. In particolare, a seguito dell'allarme scattato nella stazione ferroviaria di Castrofilippo, gli agenti del commissariato si sono recati sul posto dove non vi era nessuno, notando tuttavia la presenza di alcuni cavi elettrici scoperti inseriti in alcune canaline mancanti di copertura. Ripresa la vigilanza sul territorio, la stessa pattuglia ha notato transitare in prossimità del suddetto scalo un autocarro condotto da un noto pluripregiudicato dedito alla raccolta di metalli. Gli agenti insospettiti hanno fermato il mezzo, rinvenendo nel cassone 5 canalette in metallo simili a quelle mancanti lungo la linea ferroviaria. Grazie così alla successiva visione delle immagini del sistema di videosorveglianza presente sul luogo del furto, gli agenti della Polizia Ferroviaria di Agrigento e del Commissariato di Canicattì hanno così ricostruito con assoluta certezza l'episodio delittuoso, denunciando il 47enne in questione.